Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha voluto mettersi personalmente alla guida dell'escavatore per sottolineare la soddisfazione di dare finalmente l'avvio dei lavori di una grande opera attesa da decenni che riguarda la nuova SR10 Padana Inferiore. Questa è un'opera da 26 km e 700 metri, una grande opera che va da Legnago in provincia di Verona a Santa Caterina d'Este, che è ex carceri in provincia di Padova, ed è un'opera tanto sospirata, tanto attesa da tutto il territorio. Un'opera da 1 miliardo e 200 milioni di euro. Oggi realizziamo il primo stralcio da 6 km e 350 metri più una bretella di 1,2 km sulla Valdastico. È un'opera che comunque rivoluziona il modo di circolare su 2 province, diciamo tutta la parte della pianura veronese e la pianura padovana, il che significa che migliorerà la vita dei cittadini, si inquinerà di meno, e ci saranno meno incidenti e soprattutto connetteremo molto di più questo territorio ai servizi, non ultimo quello dell'ospedale. È un'opera, questo tratto della SR10 è un'opera strategica voluta con forza dal territorio, voluta con forza dagli amministratori e dai sindaci del territorio, che non passava giorno dove venivamo sollecitati per raggiungere questo obiettivo, e finalmente si è riusciti a far squadra, il Veneto che fa squadra per raggiungere l'obiettivo di un tratto della SR10 fondamentale, il Veneto che mette insieme i cittadini del territorio, gli amministratori del territorio, le categorie del territorio, la regione e chiaramente il Parlamento e il governo. Credo che questa sia una bella giornata che finalmente, avendo fatto squadra, abbiamo raggiunto e portato a casa risorse, e oggi partono i lavori. L'obiettivo ovviamente è quello di collegarla alla Transpolesana di Legnago, quindi creare veramente un'arteria stradale che possa dare lo sprint per tutto quello che può servire per questo territorio. Tenendo conto che qui arrivano anche 2 autostrade, la Valdastico Sud e la Padova-Bologna Mon16, quindi è un'opera importante. Teniamo conto anche che noi qui abbiamo l'unico ospedale di riferimento, l'ospedale di Schiavonia, e per noi avere una realtà più veloce per poterci arrivare è importantissimo. Tra l'altro collega anche 2 fusioni, 2 comuni che sono nuovi, Borgo Veneto e Santa Caterina d'Este, quindi da questo inizio di questi 7 km inizia questo percorso che arriverà fino a Legnago. È stata dura perché non è stato facile fare la progettazione e seguire tutto questo iter autorizzativo, però la Regione è stata brava, anche il Governo ha contribuito con 80 milioni, quindi è stato un lavoro importante e finalizzato. La filiera è fondamentale, 80 milioni di euro stanziati l'anno scorso, e oggi è veramente un capitolo nuovo che sarà di auspicio anche per il futuro per questo bellissimo territorio. E noi abbiamo fatto la scelta giusta nel 2015, puntando alla progettualità, in modo tale che qualora passassero le opportunità di finanziamento, il progetto c'è, perché in Italia funziona che se non hai il progetto non finanzi, ma se non hai i soldi per fare il progetto non ti finanziano l'opera. Noi abbiamo fatto questa scelta ed è vincente, tanto è vero che qui oggi siamo con un cantiere da 165 milioni di euro.